Doppio presidio. A Tessera i lavoratori di Superjet, 144 persone, hanno scioperato dalle 8. Le sanzioni imposte alla Russia, che rischiano di mettere in discussione le lavorazioni effettuate a Venezia sugli aerei russi, poi venduti sul mercato europeo, mettono in serio pericolo i dipendenti perché la società è a capitale russo al 90%. Accanto a loro, oltre ai sindacati, ai cancelli della Leonardo ha voluto portare il suo sostegno il senatore veneziano Ferrazzi, che lancia un messaggio al governo. È evidente che non possono essere messe in discussione le sanzioni che il governo nazionale e l'Europa intera, e non solo l'Europa, ha imposto al governo di Putin per lo sciagurato attacco, occupazione e strage che sta compiendo in Ucraina. Però dobbiamo anche prendere atto del fatto che queste sanzioni hanno anche delle ricadute negative nel nostro Paese e quindi io inviterò il governo, già domani con un'interrogazione parlerò sia con il MEF che con il Ministro dello Sviluppo Economico, affinché queste aziende vengano aiutate. Cioè il governo deve aiutare queste imprese che stanno pagando le conseguenze per le giuste sanzioni che il nostro governo ha posto nei confronti di Putin. Ma Superjet non è l'unica azienda in difficoltà. Alle 7, davanti a Fincantieri a Porto Marghera, si è svolto anche il presidio dei lavoratori della Isolfin, azienda che si occupa di coibentazioni in ambito navale e in appalto al colosso della cantieristica. È un'azienda solida, strutturata, che ha deciso di vendere un ramo d'azienda a una società che non conosciamo, una società che pare non avere nemmeno dipendenti oggi, e mettendo così, a nostro modo di vedere, a rischio quelli che sono tutti i lavoratori che sono all'interno di questa società. Ce ne sono 30 diretti e altri più di 100 persone che lavorano presso le agenzie, sia a tempo indeterminato che determinato. Una notizia che i sindacati Filctem, FIOM e Nidil CGL hanno preso con preoccupazione. Noi chiediamo a Isofi di tenersi i lavoratori, perché non può essere che venga ceduto un ramo d'azienda importante come quello del navale ad una ditta sconosciuta.